Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Primo interrogatorio a Palermo per Mimmo Russo, l'ex consigliere comunale accusato di concorso esterno e voto di scambio politico-mafioso. Nell'inchiesta su appalti e corruzione, luoghi simbolo del sistema di illegalità, Borgo Parrini e l'ippodromo di Palermo. Cefalù e Termini Imerese, insegnanti costretti a lavorare gratis o a restituire lo stipendio. Arrestata la presidente di una cooperativa, tutto per avere qualche punto in più in graduatoria. Tragedia sfiorata all'Istituto Bianca di Avola, crolla un soffitto dopo lavori finanziati dal comune per 2 milioni. Per fortuna la scuola era ancora chiusa, proteste dei genitori degli alunni. Le europee degli ex presidenti della regione, Cuffaro nella bufera per avere detto che muove 140.000 voti. Lombardo in campo con Forza Italia, che intanto si è alleata con Noi Moderati. A Catania è in arrivo una linea pilota di CIP e un nuovo stabilimento finanziato con 212 milioni di fondi europei. Servirà per la mobilità sostenibile. Calcio, si avvicina alla resa dei conti. In Serie B il Palermo di scena a Cosenza per migliorare la classifica e il piazzamento play-off. Ecco la ministra Santanchè, la notizia che la riguarda, obiettivo destagionalizzare, e a Catania per l'avvio del progetto Wi-Fi gratuito nei porti di maggiore rilevanza turistica. Siamo al derby infuocato al Massimino tra Catania e Messina, in palio per i rossazzurri la salvezza con vista sui play-off. Bentrovati, è il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Mimmo Russo, lo storico ex consigliere comunale di Palermo in manette per corruzione e voto di scambio. Si apprendono intanto nuovi dettagli sugli interessi nella società di gestione dell'ippodromo di un presunto appartenente alla massoneria deviata, arrestato anche lui con Russo. Altri particolari inoltre pure sulla cooperativa sociale milionaria gestita da Giuseppe Gaglio. Manlio Viola. Il noto borgo turistico da un lato, l'ippodromo con tutto il suo indotto dall'altro. Turismo, attrazioni e sport erano al centro degli interessi delle persone arrestate nelle due diverse inchieste per corruzione che hanno portato questa settimana ad altrettante operazioni coordinate dalla direzione distrettuale antimafia. Era già noto e indagato oltre 20 anni fa Achille Andò, uno dei due finiti in manette insieme allo storico ex consigliere comunale di Palermo Mimmo Russo nella prima delle due inchieste. Oggi tocca agli interrogatori di garanzia per tutti e tre gli arrestati, a cominciare proprio da Mimmo Russo. Andò, indicato nell'inchiesta come uomo della massoneria deviata, allungava i suoi interessi non solo ai centri commerciali costruiti e in costruzioni, ma anche alla società che gestisce l'ippodromo di Palermo. La struttura in passato è rimasta chiusa a lungo per una indagine che aveva travolto la precedente società di gestione. Emergono invece dettagli su dettagli nell'altra inchiesta per corruzione, quella che ha come personaggio chiave Giuseppe Gaglio. Si tratta del papà di Borgo Parrini, il borgo turistico esploso negli anni del Covid, ma anche del presidente della cooperativa Nido d'Argento, che vantava un fatturato da 13 milioni di euro. Per ottenere gli appalti e veloci pagamenti senza controlli, Gaglio e i suoi elargivano cene e regali costosi. Oltre alle mazzette nelle carte c'è anche una richiesta diretta di una funzionaria del comune di Ballestrate. Ti volevo chiedere, diceva la donna a Terzo, il fedele dipendente di Gaglio, ma c'è la possibilità di far lavorare mia figlia? E lui rispondeva: se noi riusciamo ad acchiappare qualcosa, sì, certo. Richieste dirette ne arrivavano in quantità e Terzo, per conto della cooperativa, era incaricato di soddisfarle tutte per oliare un meccanismo corruttivo che ormai funzionava quasi da solo. Carmelo Pazzi, l'ex patron della Valtour, ormai scomparso, per anni è stato indicato dagli investigatori come uno dei prestanome di Messina Denaro. Oggi però la Corte d'Appello di Palermo ha annullato il decreto di confisca dei suoi beni, escludendo che Patti abbia avuto rapporti di vicinanza con l'associazione mafiosa. Cefalù e Termini Imerese, insegnanti costretti a lavorare gratis o addirittura a restituire lo stipendio. Arrestata la presidente di una cooperativa, tutto per avere qualche punto in più in graduatoria. Marco Gullà.
Il personale era costretto a restituire parte dello stipendio dopo averlo incassato e a lavorare più ore del previsto. Tutto per avere qualche punto in più in graduatoria. Dietro, in realtà, c'era lo sfruttamento. Sono le accuse che la Procura di Termini Imerese contesta ai gestori di 2 istituti superiori paritari, Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese. 118 persone, fra docenti e personale ATA, una volta convocate dai carabinieri, hanno confermato le condizioni di lavoro. Alla fine è stata una ribellione di massa. Agli arresti domiciliari è finita Patrizia Ficicchia, 60 anni, presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale La Rocca di Cefalù. Per altri 4 indagati è stata decisa la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionale e imprenditoriale nel settore dell'insegnamento per 1 anno. La solidarietà della nostra organizzazione a questo gruppo di insegnanti e di lavoratori del mondo della scuola che hanno avuto il coraggio di denunciare una stortura prima molto più diffusa, ma che adesso purtroppo continua a essere presente, come dimostrano le notizie della stampa, cioè il lavorare sotto sfruttamento per accumulare punteggio per le graduatorie o addirittura essere costretti a restituire lo stipendio, che è una pratica sicuramente incivile, una pratica che va contro ogni diritto del lavoratore, che va estirpata. In alcuni casi i lavoratori si sarebbero trovati costretti perfino a restituire tutto lo stipendio pagato, tutto pur di accumulare il punteggio utile per accedere alle graduatorie pubbliche per le assunzioni sia come docenti che come personale tecnico amministrativo. A Catania, laurea honoris causa alla Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, che ha tenuto un lectio magistralis sulle relazioni euro-mediterranee e il Medio Oriente. Ecco Zuppi al microfono di Simona Mazzone. Più lo Stato funziona e più si riduce il malaffare. L'illegalità si combatte con la legalità. Vale per tutto, per la nostra vita comune, e vale anche per l'evidente illegalità del traffico di persone umane, che però si combatte garantendo i corridoi, garantendo l'efficacia dei flussi. Credo che tutti i click sono stati 3 o 4 volte i posti previsti, cioè sono stati cliccati 4 volte tanto i posti che erano stati preventivati dal Ministero, il che vuol dire che c'è un bisogno molto più grande che dobbiamo portare a sistema, per noi, perché ne abbiamo bisogno, e anche per tanti che così sfuggiranno all'illegalità. A Avola i genitori degli alunni dell'Istituto Bianca protestano chiedendo sicurezza a scuola. Ieri il crollo di parte del soffitto di una delle aule, tragedia solo sfiorata fortunatamente solo perché la scuola era ancora chiusa. Poco tempo fa il comune aveva speso 2 milioni di euro per dei lavori. Francesco Aloi. Il giorno dopo il crollo è il momento di capire il perché. Questa è un'aula dell'Istituto Comprensivo Bianca di Avola nel Siracusano. Qui ieri è venuto giù il controsoffitto. Tutto è accaduto 10 minuti prima dell'entrata dei bambini a scuola. E per quel che mi riguarda è una tragedia mezza annunciata, perché 2 anni fa con i bimbi in classe era caduto un pezzo di cornicione, di conseguenza noi mamme vogliamo capire come possono succedere queste cose, perché non sono incidenti isolati. Tragedia sfiorata quindi. Se tutto questo fosse accaduto di giorno staremmo parlando di qualcosa di molto più grave. Eppure in questa scuola sono stati fatti lavori per 2 milioni di euro da poco. Noi siamo un comune che ricade in un'area a forte rischio sismico. Se già cade il controsoffitto in situazioni normali, figuriamoci con una leggera scossa. La gravità della situazione di questo crollo sta proprio nelle cose che ha dichiarato la sindaca, cioè che recentemente era stato oggetto di una verifica. La sindaca vuole capire di chi sia la responsabilità, mentre la dirigente scolastica preferisce non parlare. Intanto il plesso è ancora chiuso. Prima di tornare in classe bisognerà fare tutti gli accertamenti, in un luogo che dovrebbe essere sicuro sempre. A Barcellona sono stati disposti altri 6 mesi di indagini dal GIP per la morte di Ayman Serti, il 16enne finito purtroppo carbonizzato nel febbraio dello scorso anno. Francesco Triolo.
Si riapre il caso di Ayman Serti, ragazzo di 16 anni di origine marocchina morto tra le fiamme nella serata del 16 febbraio 2023 nel piazzale Italia 90 di Merì. Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Caristia, al termine dell'udienza camerale tenutasi ieri, ha disposto un supplemento di indagine, altri 6 mesi di tempo per nuovi ulteriori accertamenti investigativi di tipo tecnico e scientifico su reperti oggetti di sequestro e sui telefonini delle persone che avevano avuto contatti con il giovane studente nei giorni e nelle ore precedenti alla sua tragica morte. A presentare l'istanza per conto della famiglia erano stati gli avvocati Tommaso Calderone e Carmelo Monforte. L'inchiesta, così come anche il supplemento di indagine, allo Stato è contro ignoti. Il giudice ha precisato che occorre acquisire i dati di traffico telefonico e telematico con le indicazioni dei dati del GPS e delle celle agganciate dalle utenze che all'epoca dei fatti erano in uso a tutti i soggetti considerati di interesse investigativo. Si tratta di 4 donne, tra le quali quella che per la vittima rappresentava concreto motivo di paura, e di altri 7 uomini, tra cui alcuni amici della stessa vittima, per verificare se all'ora del decesso di Ayman, tra le 19:30 e le 20 del 16 febbraio 2023, qualcuno dei soggetti potesse ipoteticamente trovarsi nell'area in cui il giovane è stato trovato senza vita. Un altro accertamento scientifico concerne la presenza di impronte di tracce biologiche sull'accendino di colore verde rinvenuto all'interno del giubbotto che Ayman aveva piegato e riposto sul marciapiede prima di morire. Il giudice ha disposto anche l'interrogatorio di 2 giovani donne con le quali Ayman Serti, qualche ora prima di morire, avrebbe avuto un colloquio nei pressi della pizzeria. Ci spostiamo a Palermo, vedrete delle immagini amatoriali realizzate con un telefonino e vedrete il tentativo di un ladro, eccolo qua, di fare irruzione brandendo un piede di porco in un ristorante a 2 passi da via Roma. Il colpo però non riesce e dopo numerose e ripetute e inutili prove il ladro si arrende. Un comitato di cittadini ha deciso di protestare per strada per chiedere più sicurezza. Alle prossime europee ogni partito corre per sé, quindi i più piccoli sono spinti ad allearsi fra loro per superare lo sbarramento del 4% necessario a livello nazionale. E accade anche ai partiti dei 2 ex presidenti della regione, Lombardo e Cuffaro. Manlio Viola. La corsa degli ex presidenti della regione. Uno dei grandi interrogativi di queste elezioni europee sarà legato alle scelte che faranno Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo. I 2 rappresentanti di diversi modi di concepire il centro si sono anche incontrati nelle scorse settimane, ma senza dar vita ad un'alleanza. Oggi da una parte c'è Cuffaro, finito nella bufera per una intervista riformista nella quale racconta di muovere 140.000 voti. Una frase che nel titolo del giornale è diventata controllo ed ha fatto scoppiare il putiferio. La Commissione regionale antimafia chiede conto e ragione, ma la DC chiede invece al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di farsi garante del diritto del partito ad esistere, competere e dialogare senza pregiudizi. Ma intanto proprio la DC deve trovare alleati. Se è vero che a livello siciliano ha un patrimonio elettorale, le serve il 4% nazionale per superare lo sbarramento e fra Renzi, Calenda e più Europa non ha ancora trovato la quadra delle alleanze. Dopo il divorzio alla Lega, invece, gli autonomisti di Raffaele Lombardo scenderanno in campo con Forza Italia, ma gli azzurri nel frattempo hanno stretto alleanza anche con l'altro partito centrista, Noi Moderati, che compare anche nel simbolo. I voti di Lombardo però potrebbero essere determinanti per stabilire chi vincerà la sfida interna fra i contendenti azzurri, i 2 assessori regionali, Tamaio e Falcone, esponenti delle 2 Sicilie. Tutto ancora sul filo di lana in attesa della presentazione delle liste. A Catania ha premiato un progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha ottenuto un finanziamento da 212 milioni di fondi europei. Si tratta di una linea pilota di chip che sarà destinata alla mobilità sostenibile. Giusy Lazzara. Premiato il progetto di microelettronica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania, che ha ottenuto 212 milioni di fondi europei. Così nascerà un nuovo stabilimento nella zona industriale dove verrà progettata una linea pilota di chip destinata a prototipi e dispositivi innovativi nel campo della mobilità elettrica. Questi dispositivi fatti con questi materiali di nuova generazione, il carburo di silicio e il nitruro di gallium, serviranno appunto per sviluppare nuove macchine elettriche, nuovi
i treni elettrici, nuove navi elettriche o nuovi aerei elettrici che abbatteranno notevolmente il consumo, cioè l'inquinamento del nostro pianeta. Sperimentazione che avrà applicazioni pratiche anche per le piccole e medie imprese. I dispositivi basati su nuovi materiali potranno essere impiegati contenendo anche i costi delle produzioni. Obiettivo: destagionalizzare. La ministra Santanchè a Catania per l'avvio del progetto Wi-Fi gratuito nei porti di maggiore rilevanza turistica. Immancabile un riferimento all'attrattiva dell'Etna e al caro voli. Intanto da oggi nuovo collegamento Palermo-Bordeaux. Torino De Mana. Turismo tutto l'anno con l'obiettivo di destagionalizzare, puntando sul brand Etna e sul mare. Il ministro Daniela Santanchè lo sottolinea a Catania in occasione della presentazione del progetto Wi-Fi by Italy.it, un intervento da 5 milioni di euro del Ministero del Turismo mirato ad ampliare la rete dei punti d'accesso wireless nei porti a maggiore rilevanza turistica. La Sicilia ha tutte le potenzialità per oltretutto avere un turismo tutto l'anno. Se riusciamo a aumentare quelle che sono le offerte turistiche, riusciamo a destagionalizzare e quindi anche nei confronti dei lavoratori poter stabilizzare. Il mare come una risorsa, così i porti turistici sono luoghi d'approdo ma anche di partenza ed il pensiero corre inevitabilmente all'Etna. Io ho fatto l'assessore a Ragallo, quindi è un paese che è proprio ai piedi dell'Etna, e ho fatto l'assessore lì e mi sono resa conto delle potenzialità, perché l'Etna è un vulcano meraviglioso. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo insieme alla regione, insieme ai comuni, per poter mettere tra virgolette a reddito questo vulcano. Turismo siciliano che però fa i conti con il caro voli. È un mercato che è privato, quindi noi abbiamo come Ministero, anche se non è nelle nostre competenze, perché è il Ministero dei Trasporti, però un'interlocuzione con le compagnie aeree dove dobbiamo lavorare, perché ci rendiamo conto che il caro prezzo dei voli può limitare la vacanza in Sicilia e il raggiungimento di questa isola bellissima. Connettendosi gratuitamente alla rete Wi-Fi nei porti, il turista verrà anche reindirizzato sulla pagina di benvenuto di Italia.it. Vi ricordo che dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna il nostro ospite, il sindaco di Catania Trantino. Per le vostre domande dovete scrivere al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviare una mail a Sicilia24Focus, tutto unito, @telecolor.it. Quindi vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco oggi alle 14.30. Presentato stamattina a Catania un gol per la solidarietà, l'evento di beneficenza del 24 aprile, quest'anno un tema particolarmente importante, il femminicidio. Simona Mazzone. Il fischio d'inizio di un gol per la solidarietà presentato oggi è fissato per il prossimo 24 aprile allo stadio Angelo Massimino di Catania. In campo quest'anno ci saranno la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, le All Star Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d'Italia e la Nazionale Giornalisti. Catania aiuta Catania e in questo caso il 24 di aprile, come sempre, cercheremo di esportare una cartolina bellissima della città di Catania che realizza un evento che ha 1000 componenti da dover raccontare, quindi a sfondo sociale, artistico, sportivo, culturale. Su iniziativa del presidente dell'Ars Galvagno, quest'anno il tema scelto è una partita contro il femminicidio. La Sicilia è capofila tra tutte le regioni d'Italia, perché ho invitato i presidenti dei consigli regionali delle altre regioni e ci auguriamo che questo evento, che si farà a Catania il 24 aprile, possa riproporsi a Milano piuttosto che a Roma, Bologna, in altre regioni d'Italia, perché la Sicilia ci tiene particolarmente a essere vicino a questo genere di iniziative. Alla presentazione hanno partecipato tutti gli attori coinvolti tra pubblico e privato e il ministro Daniela Santanchè, che stanno sostenendo l'evento, anche l'associazione Tamaia Onlus, vicina alle donne vittime di violenza, e la Caritas. Continuiamo a lavorare per sensibilizzare le coscienti ed educare soprattutto le nuove generazioni che le donne non si toccano nemmeno con un dito. Lo show sarà presentato da Ruggero Sardo, madrina dell'evento sarà la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la vigilia di campionato del Palermo che sfida il Cosenza e la febbre del derby tra i rossazzurri e il Messina. State con noi.
Riprendiamo il TG con il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani pomeriggio sfiderà il Cosenza fuori casa. Michele Mignani sta valutando se cambiare in porta, dando fiducia al giovane Desplanche. Marco Gullà. Rimettersi in carreggiata per la migliore posizione play-off è l'obiettivo del Palermo in vista del rush finale del campionato. Tappa fondamentale è quella di domani a Cosenza. I calabresi lottano per evitare i play-out, una gara quindi spartiacque per entrambe le formazioni. Palermo con 4 indisponibili: Ranocchia, Vasic, Lucioni e Di Mariano. Mignani potrebbe confermare la difesa a 3, dubbi del tecnico sul portiere rosanero Pigliacelli. Potrebbe esserci un cambio di gerarchie e dare fiducia a Desplanche. Il mio mestiere è quello di valutare tutto, di cercare di mettere in campo la situazione migliore, lo faccio con i centrocampisti, lo faccio con i difensori, lo faccio con gli attaccanti. È chiaro che magari il ruolo del portiere è un pochino diverso, ma io devo stare sempre molto attento a valutare il comportamento di ogni mio giocatore a prescindere dal ruolo. In difesa Graves potrebbe giocare come braccetto di destra, Del Ciauro prende il posto di Lucioni, mentre Ceccaroni è confermato sul centro-sinistra. In avanti Brunori e Mancuso con Di Francesco sulla scia dei trequartisti. Un Palermo inedito e che cercherà di vincere in un campo non facile. Domani fischio d'inizio alle 16:15. Domenica sera il derby con il Messina per un Catania che è al bivio della sua stagione dopo 3 sconfitte consecutive. Perdere anche con i giallorossi aprirebbe scenari pericolosi. Francesco Triolo. Un Massimino sold out per spingere il Catania e poco c'entra il derby col Messina perché poteva esserci qualsiasi altra squadra. Questo è il momento in cui stringersi attorno ai rossazzurri. Lo aveva chiesto il presidente Grella, ha risposto: la piazza, esaurite curva nord e curva sud, questa mattina sono andati sold out anche i settori della tribuna superiore ed inferiore, resta bassa la disponibilità della tribuna elite e della tribuna B. La partita contro la squadra di Modica rappresenta il bivio della stagione del Catania. Il Massimino domenica sera è pronta ad essere una bolgia. Sul fronte squadra occorrerà aspettare sino alla seduta di rifinitura di domani per avere qualche certezza in più. Zeoli sta cercando di scuotere la squadra e di farla uscire dal pericoloso loop in cui si è cacciata con le ultime 3 sconfitte consecutive. A rischio c'è il posto nei playoff conquistato con la vittoria in Coppa Italia, che salterebbe in caso di partecipazione ai playout. Il dubbio maggiore per l'allenatore rossazzurro è quello legato all'impiego di Sturaro. Il centrocampista, arrivato a gennaio dopo l'esperienza in Turchia, ha giocato 6 gare da titolare, 346 minuti in totale sinora, penalizzato anche dalle 2 giornate di squalifica. Dovrebbe partire dalla panchina per essere impiegato in corsa. Per il resto il ballottaggio in porta dovrebbe andare a favore di Furlan con la conferma della difesa trevista nelle ultime uscite. Peralta sarà la chiave per l'attacco da mezzala o dietro le 2 punte, opzioni che possono essere entrambe utilizzate. Domenica sera abbiamo concluso, ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo con il sindaco Trantino sul Telecolor alle 14:30. Grazie e buon pomeriggio.